quanto riguarda la celidonia, mi sono resa conto poi di aver fatto un video piuttosto lungo, non so se lo dividerò in due o come farò per pubblicarlo, però diciamo che non è una scusa, ma mi sto accorgendo che quando faccio i video spesso mi capita di uscire, di incontrare delle piante che altrimenti non vedevo, e quindi lì per lì vorrei darvi tutte le informazioni possibili e immaginabili per non dover fare 50 miliardi di video, però poi quando vado a parlare mi rendo conto che, presa dal riportarvi 1000 esempi, 1000 testimonianze, i video diventano lunghi e non solo, ma che sono video dove mi faccio prendere, insomma, dal tempo. Forse è una questione che il mio cervello è andato in modalità protezione, perché i vari commenti ai miei video, al format dei miei video, che non so parlare, che sono molto prolissa, oppure sono inascoltabile, che faccio venire il latte alle ginocchia, deve essere che hanno mandato il mio cervello appunto in modalità protezione, e quindi forse per una difesa continuo a fare video ancora più lunghi e continuo a parlare in maniera ancora più contorta e non sensata, senza neanche rendermene conto. E adesso sto filmando il vuoto praticamente, no? Sono uscita un attimo per farvi dei video su delle piante e quindi durante il viaggio stavo continuamente pensando alla celidonia, al video che ho fatto, che non vi ho detto alcune cose, e quindi probabilmente o attaccherò questo al video della celidonia, oppure oppure sarà un video a sé, perché sono già 2 minuti anche qua. E dicevo, allora, celidonia è una pianta tossica. A me è capitato di utilizzarla tantissimo perché, come avete visto, rimane nel vaso a casa. Però cosa mi è successo di fare? Ho staccato le foglie per utilizzarne il lattice, o anche quando ho staccato le foglie per andare a fare il decotto, e poi mi sono sfregata le mani negli occhi o mi sono magari messa in bocca le mani, non so perché. E allora, quando ho messo le mani negli occhi, le dita negli occhi, mi sono ritrovata con un appannamento oculare di almeno una mezz'oretta buona, e poi mi sono ricordata che avevo appunto le mani sporche di celidonia. Non solo, invece, quando avevo messo in bocca le mani, a parte avere questa sensazione amarognola, ma mi sentivo come catatonica, una sorta di paresi provvisoria anche delle papille gustative, cioè non sentivo più sapori, non sentivo più niente, ed ero fissa lì nel vuoto con la bocca che non riuscivo a muovere. Quindi questi sono gli effetti della celidonia. Anzi, adesso vi faccio vedere anche, perché l'avevo applicata nel video al taglio. Guardate come, oddio, sarà a fuoco, io con tutto sto sole che ho non vedo niente. Vedete i 2 taglietti al quale l'avevo applicati? Guardate come la parte malata ha cambiato completamente colore, e invece la parte della pelle sana, che è quella attorno, qui e qui, non ha minimamente cambiato colore. Quindi la celidonia in tutto e per tutto agisce sul tessuto malato e non sul tessuto sano. E questa era una postilla di 4 minuti e mezzo già, che quindi sarà video a sé. Bene, amici cari che mi ascoltate e che mi seguite, sarà altro materiale in più.